Le eroine dei tuoi fumetti ti insegnano ad essere bella. Le influencer ti dicono come vestirti, come truccarti, cosa assaggiare, ti propongono test sentimentali. La pubblicità ti ritrae in tandem mini donna, secoli di addestramento alla sottomissione. È un progetto che nasce da un desiderio profondo di portare nelle scuole, soprattutto le secondarie di primo e secondo grado, un'azione teatrale che possa parlare di violenza di genere in modo però responsabilizzante. Esistono varie usanze popolari che hanno lo scopo di indovinare il sesso del nascituro. Pancia appuntita della mamma, Allora nasce maschio. pancia piatta, nasce femmina. Pancia ingrossata a destra, Seno destro più grande di quello sinistro, piede destro più irrequieto del sinistro, maschio. Maschio. Quindi noi dentro X uguale Y cerchiamo di far emergere la cultura dello stereotipo, una cultura molto antica che purtroppo è ancora attuale, che ci veste, ci fa parlare, ci fa interagire, che non fa ridere l'argomento, ma vuole in qualche modo non farli uscire dalla sala con il senso di colpa, ma con l'io posso essere una nota di cambiamento. Ma che bel maschietto! Ma che bella femminuccia! Ma lui? O lei non hanno nessuna idea del sesso a cui appartengono e non ne avranno ancora per molto, molto tempo. Mi ha portato a maturare la convinzione che questa è una materia da addetti ai lavori, che è una materia in cui è importante il cambio di cultura. È vero che si parla molto di questo argomento, ancora molto in termini di lotta quasi irraggiungibile, invece dal mio punto di vista qualche passo in avanti si sta facendo, devo dire con una misurazione giorno dopo giorno. Un evento con uno spettacolo e un dibattito per essere più incisivi e prendere un pubblico trasversale, ce l'avete fatta, no? Sì, questo evento era nei miei pensieri, devo dire, ancora in tempi non sospetti, quando ancora a ottobre, prima ancora che accadesse l'omicidio di Giulia Cecchettin. Ci sono femminicidi tutti i giorni, 100 all'anno più o meno, e quindi come presidente donna di un Rotary ho pensato che fosse doveroso organizzare un evento che sensibilizzasse la cittadinanza intera. Il bambino, dopo aver a lungo esplorato il suo corpo, mani e piedi, trova un nuovo gioco con cui gingillarsi. Abbiamo molti risultati rispetto soprattutto alla violenza fisica, perché le donne alla fine del percorso ci dicono che la violenza fisica si riesce nel 95% dei casi ad abbattere, molto più difficile la violenza psicologica, ma gli studi insomma, dei primi 10 anni stanno dando comunque degli elementi positivi. Ci sono dei cambiamenti, ovviamente dobbiamo ancora tanto lavorare ed è su questo che noi ci impegniamo ogni giorno, perché i cambiamenti più difficili sono proprio quelli sotterranei. Allora, intanto anche attraverso uno spettacolo, no, si può raggiungere le persone parlando di parità di genere, ma soprattutto contro la violenza sulle donne. Certamente, soprattutto quando dobbiamo parlare dei giovani, perché non ci dimentichiamo che lo spettacolo di oggi è soprattutto rivolto agli studenti e il linguaggio degli studenti deve essere un linguaggio anche fantasioso e quindi lo spettacolo teatrale può essere un veicolo per parlare di violenza sulle donne. E ricordo che eravamo sulla soglia della porta della loro camera e c'era mia madre per terra e mio padre che le inveiva contro, ed è uno dei primissimi ricordi proprio perché è uno di quelli un po' peggiori, perché sono i primi che ti segnano. Non è l'unica iniziativa questa che il Cantiere delle Donne mette in campo. No, anzi, il Cantiere delle Donne ha un focus particolare sulla violenza sulle donne e lo fa veramente in maniera concreta.
Abbiamo organizzato dei corsi, ad esempio, di educazione finanziaria, di cui vado particolarmente orgogliosa, visto che attengono anche alla mia professione. Abbiamo portato quest'anno questo progetto che si chiama Be Brave a scuola, l'abbiamo portato nelle classi secondarie di secondo grado con un'enorme soddisfazione, e ora stiamo lavorando al Be Brave al lavoro. Stiamo contattando e siamo state contattate da aziende private che ci hanno chiesto di rivolgerci al loro pubblico di dipendenti a parlare di educazione finanziaria. Per me e per i cantieri e per il Rotary è un'enorme soddisfazione. La mia idea appunto della prevenzione è questa, che ognuno deve fare qualcosa, nessuno si deve sentire escluso perché tutti qualcosa la possiamo fare. E io sono corso subito in camera, mi sono chiuso subito in camera proprio perché avevo paura. Per non essere più impotenti, per riconoscere il male e riuscire a scamparlo. Chissà, forse un giorno a estirparlo. E un grazie a tutti voi di averci